Buongiorno, questa mattina siamo venuti a preparare il caffè qui, ma io sono senza voce. Eppure quale posto migliore questo se non da una vocal trainer? Venite con me e andiamo a conoscere da questa parte Anna, buongiorno! Buongiorno, che bella voce! Che brutta voce! Prepariamo insieme il caffè, ti prego, fa qualcosa per questa voce. Andiamo, ci penso io. Anna, questa è la macchinetta del caffè e questa purtroppo è la mia voce. Vabbè, ma adesso la prepariamo. Dai, anche E perché cerchiamo poi di migliorare anche quella. speriamo. Da lieva tu hai fatto Allora. un'intervista così, per me è un po'... Ma guarda, le cose non capitano mai a caso, d'altra Dici? parte, no? Perché ovviamente uno deve prendersi il bello. E in questo caso, allora, l'acqua va fino alla... sei fino alla preparata? valvola, ma in realtà io quando lo faccio nel mio lavandino vedo se rimbalza, vediamo. Si rimbalzano, aspetta, spiegami questa cosa. Questa non la sapevo, Deve fare quello, non ci deve essere l'uscita dell'acqua sulla caldaia, diciamo. E in questo modo capiamo che è giusto il livello dell'acqua. Esatto, poi ovviamente la montagnella, È preparatissima. Ascolta, la super montagnella deve mentre essere. prepari questa super montagnella, volevo chiederti come è cominciato tutto quello che fai, questo mondo meraviglioso. Allora, diciamo che come è cominciato? Forse avevo 10 anni e riuscivo a riconoscere la voce di mio cugino che cercava di prendermi in giro, di non farsi riconoscere, e fondamentalmente lo riconoscevo sempre. Quindi diciamo il mio atteggiamento sulla voce, il mio amore e l'attenzione c'è stato da sempre, e man mano nella mia vita io ho pensato cosa farò da grande, e a un certo punto nella mia strada mi hanno detto fai la logopedista, è un bel lavoro, ok, e io sono un po' sporca. Aspetta, facciamo così. A teatro se cade il caffè sui copioni porta bene. Ah sì? Poi se cade È caduto sulla tastiera, dopo ci passiamo un po' di aria compressa e la risolviamo così. Problem solving sempre. Certo. Fai qualcosa per la mia voce. Adesso la aggiustiamo. Ecco qua, è caduta tutta la montagnella. Ecco qua, adesso con la stretta super magica poi la mettiamo sul fuoco. E dicevo, poi quindi ho visto questo meraviglioso lavoro di cui sono ancora fondamentalmente innamoratissima, e si vede, e ho scoperto che questo lavoro aveva la riabilitazione della parte vocale, cosa che non sapevo all'inizio, e da là dico solo che la mia prima terapia che mi è stata affidata era una terapia di voce di una cantante lirica che poi ho rincontrato a svariati anni dopo la mia laurea. È stato molto molto bello, e poi piano piano mi sono sempre più specializzata nella voce, nel canto moderno. Ho seguito tantissimi corsi del mio mentore, il prof Cesari, e man mano ho incontrato persone che mi hanno proprio interessato, fino poi ad arrivare appunto alla tecnica VMS della dottoressa Loretta Martinez, che è stato per me il punto di unione tra la mia parte meramente artistica, che avevo un po' sopito probabilmente, e la parte più medica e tecnica. E quindi è nata Voce e dintorni dopo appunto un percorso di didattica del canto moderno e anche un percorso proprio personale sul canto, perché trovo che io non posso insegnare quello che non so fare, insomma. E niente, poi è arrivato il Bellini, sono arrivate voci fantastiche, di cui una ce l'ho qui davanti. Grazie. Non oggi. E vabbè. Può succedere, le malattie, sai, capitano a tutti. E niente, mi emoziono ancora, cioè la pelle d'oca quando vedo e ricordo il mio trascorso. La voce preziosa di Sonia Mosca, di Roberta Tondelli, i miei ragazzi, perché ecco ci sono tanti nomi, no? Molto molto importanti, altisonanti, ma fondamentalmente il cuore di Voce e dintorni siete voi. È vero, lo posso confermare.
Tu sei una logopedista, sei una vocal trainer e tanto altro. Hai raccontato quanto lavoro e quanto impegno metti in quello che fai tutti i giorni per noi e con noi. Lavori con la voce, ma che cos'è per te la voce? Per me la voce è da sempre e per sempre sarà lo specchio dell'anima, nel Non gli senso che occhi. no, perché con gli occhi uno bravo è capace di mentire, la voce regala attraverso quel minimo di alterazione che puoi percepire, cioè se sei appassionato così tanto puoi percepire quella vibrazione che ti dà anche indice di una menzogna. Cioè, io mi rendo molto più conto se la cosa che sto ascoltando è vera oppure no in base al timbro di una persona. Aspetta, facci capire, insegnaci qualche trucchetto. Ma per Come esempio fai ad essere in ascolto? una persona che va in ansia, Mhm. che quindi non è naturale, ha una spunta un po' più aspra nella voce, un po' più acida, un poco contratta, perché appunto non sta badando esclusivamente a quello che sta dicendo, quindi al flusso, a seguire il flusso dei suoi pensieri, ma sta anche controllando nel come, nel cosa sta dicendo e lo sta gestendo, perché non è naturale, quindi è una parte, è un copione che magari appunto Guarda un po'. va sull'improvvisazione, no? Quindi c'è sempre quel minimo di variazione, ovviamente all'interno di una persona. Tutto questo, il modo in cui lo racconti per me che ti guardo è pura magia, ma so che sei un'appassionata di magia. Da Che sempre cos'è e per questo? sempre. E la Diciamo che bacchetta di Sambuco di Harry Potter, che tra l'altro è una penna. E io mi piace proprio definirmi così, nel senso io sono una penna. Posso essere la migliore penna del mondo, quella di Harry Potter, una bacchetta magica, quindi la migliore penna del mondo, ma se non mi usi rimango sulla scrivania anche un po' sporca di caffè. di tutta questa magia, qual è il ricordo più bello che hai qui in queste mura, che è il tuo mondo questo? L'inaugurazione. Scusami, c'ho la voce un po' rotta. L'inaugurazione è stato il momento che ha dato proprio il principio, che ha fatto capire, mi ha fatto vedere che i miei sogni si stavano avverando. Questo è un sogno che oggi è a tutti gli effetti diventato la tua realtà. Come Sì. ti vedi da qui a 10 anni? Esattamente dove sono. Che bella risposta. E spero che gli occhi continuino a vibrare, ma in teoria, in realtà io non, come posso dire, se sono al di sotto del mio 100% chiudo tutto, perché per me questo è il massimo, cioè devo rendere un servizio al top per me. Quindi se io non mi sento al 100% me ne vado e spero di avere questa freschezza, questa brillantezza, questa voglia di continuare a essere la vostra penna. Io te lo auguro, anche perché noi abbiamo necessariamente bisogno di te, noi e i tuoi gattini. Perché io sento dei rumorini. Sì, li hanno sento. fatto vari disastri. Tu non eri No, in non me ne proiezione sono accorta. giusta. Sì, hanno fatto vari disastri, sì. E dopo li aggiustiamo. Anche perché adesso dobbiamo mettere questo sul fuoco. Ma Andiamo. so che hai in realtà qualcosa di meglio. L'ho vista E prima. sai cos'è? È che io purtroppo con questa Che ci fa? non ci faccio niente, perché io ho questa. Al mattino io senza questa non mi alzo. Quale mettiamo adesso sul fuoco? Mettiamo questa. Vabbè. Alla fine ho fatto quella piccolina. Vabbè, Ho vediamo fatto il com'è. caffè. Dobbiamo vedere com'è venuto. Vediamo, allora, a giudicare dal colore mi sembra buono. E Speriamo. vediamo un pochino com'è. Non l'ho fatto salire tutto, Perché perché questa è un'altra tecnica, un'altra sì. chicca. Vediamo com'è venuto il caffè. A te. È buono, sei Buono. stata brava. Grazie, meno male. Allora, la nostra credo sia una delle ultime interviste nel periodo natalizio, quindi ci tengo a fare un augurio con te di Natale
affinché chi ci sta guardando e chi ci seguirà sia spronato a seguire sempre i propri sogni. Perché se io Assolutamente. non l'avessi fatto, non starei qua, non ti starei intervistando e non intervisterei proprio. Quindi Sono felice e fiera di averti seguito e di averti incontrato. grazie. Tantissimi auguri a tutti e seguire i vostri sogni. Prima che piangi, Sì, sì, grazie. prego. Buon Natale. Buon Natale.